prima presentiamo il libro di poesie di Roberta Politi. È un libro dal titolo quanto mai evocativo, Volteggi dell'anima. Allora, l'anima, dal latino anima, connesso con il greco anemos, soffio, vento, diceva Virgilio, muove tutta la mole del mondo. E nel dipinto, sulla copertina del libro, muove anche due ballerine in un volteggio armonioso verso la luce. Nel titolo, tra virgolette, nuovo, visto che appunto inizialmente era Scacchi, che è Volteggi dell'anima, è sotteso proprio il riferimento alle tonalità dell'esistenza, ma anche alle sensazioni e alle emozioni che ci accompagnano nella nostra quotidianità, sia quelle positive che rendono la vita migliore, ma sia anche quelle che hanno qualche chiaroscuro, ma che ci aiutano a diventare migliori. Una delle poesie che la poesia anzi che apre la raccolta e che è, devo dire, della originalità e che è una poesia, direi, grafica. Guardatela. La poesia è questa. Ce ne vuoi parlare? Come ti è venuta in mente? Cosa ti ha ispirato? Sì, allora in realtà come vedete l'aspetto grafico, non ci sono i versi, non ci sono i verbi, non ci sono frasi, non c'è ritmo, non c'è metrica, non c'è nulla. C'è una parola che viene scritta prima in un carattere minuscolo e poi via via va ingrandendosi fino a diventare enorme e finisce con un punto esclamativo. Come è nata? Questo è nata, è sgorgata, io dico, dalla mia pancia, cioè è nata dalla pancia, è salita fino al cuore e poi è esplosa in quest'urlo quasi vocale, quindi è come se quest'urlo avesse preso forma. Allora, un altro tema delle tue poesie è il sorriso. Diciamo due poesie bellissime che adesso Alessia ci leggerà, come se il sorriso fosse veramente un momento salvifico. Allora, siccome tu sei anche un insegnante, ti volevo chiedere, ai tuoi alunni dai, diciamo, un insegnamento, insomma, la dritta che in realtà sorridere, superare i problemi, cercare anche di sdrammatizzare è veramente importante, perché certe volte uno se la prende per le sciocchezze e soprattutto i giovani di oggi sono portati ad ingigantire non l'amore, ma proprio la sofferenza, certe volte è banale, perché la sofferenza caspita sempre, diciamo, sottesa a qualcosa o giustificata da qualcosa di importante, sì, ma certe volte invece proprio banalità diventano dei drammi. Ecco, il sorriso, quanto un sorriso può essere veramente importante per ricominciare a vivere più serenamente? Io penso che il sorriso sia una cosa importante, anzi fondamentale nella vita, perché il sorriso comunque è segno di rassicurazione, di serenità, di fiducia, genera felicità nelle persone, è un senso di benessere. In ogni caso ci dobbiamo ricordare che il sorriso sia nel lavoro, sia io sono un insegnante, per un qualunque tipo di lavoro, sia nella vita, non è così immediato, non è scontato, non si sorride a prescindere, ma bisognerebbe sorridere a prescindere. Il sorriso è il risultato di uno sforzo, il risultato di una lotta profonda fra la nostra parte oscura e la nostra parte che noi chiamiamo illuminata, no? Perché noi comunque tendiamo a volte a essere influenzati dalle nostre negatività e quindi tendiamo a essere di malumore, a essere tristi, appunto a non sorridere. Impieghiamo tanta energia anche per essere di malumore, arrabbiati e tristi, ma ne impieghiamo altrettanta per essere sorridenti, rassicuranti e fiduciosi. Allora avviene una lotta tra queste due nostre parti. Lo sforzo deve essere quello di far vincere la parte serena, la parte illuminata. Sorridi, anche quando ne hai meno voglia. Un nodo ti stringe la gola e migliaia di mani strette a mo' di pugno si abbattono crudeli sul tuo stomaco e tra le cavità interiori del tuo essere. Sorridi, anche se stai per svenire, anche se un pensiero di morte sta attraversando la tua mente, perché la serata è calda, chi ti sta intorno vuol godere la luna e tu non puoi annunciare un temporale con le tue fosche nubi in una notte stellata, puoi solo continuare a sorridere. Voglia di sorridere
sensazioni pervadono il mio essere e fra tutte emerge, prepotente, la mia voglia di sorridere. Se mi volgo indietro per un istante, freschi ricordi mi ricompensano di tante sofferenze. Se mi rivedo nel mio presente, sono contenta di esserci, perché costruisco un futuro, o perché altrimenti non potrei ricordare ciò che è stato ieri.